Buongiorno, bentrovati alla prima pagina dei giornali di Padova. Si parte con Il Mattino, come vedete. Comunali, Possamai fa il colpaccio a Vicenza, il candidato del PD vince il ballottaggio, è il nuovo sindaco. Rucco battuto di 500 voti, era abbastanza probabile ma che succedesse, ma è successo. Insomma, PNRR, 457 milioni per il padovano, è record in Veneto. Sui fondi assegnati incide il progetto del tram, i soldi comune per comune. Il problema per i sindaci è rispettare i tempi, opere da finire entro il 2026. Poi c'è questa fotonotizia: nuovi varchi accesi, prime multe, ma i trasgressori restano tanti. In ogni caso adesso ci sono i momenti comunque di test dell'attrezzatura. In luglio e agosto una zona rossa sulla Marmolada, quindi bisognerà fare una certa attenzione. Su Gazzettino invece andiamo a vedere la sinistra che vince solo a Vicenza. Idem Possamai sindaco per 500 voti, batte l'uscente. Rucco è l'unico comune dove il centrodestra ha perso, il centrosinistra flop, cade anche il fortino rosso di Ancona. Meloni premiato il buon governo, premiato ci sta insomma anche insieme. Nella fotonotizia Brennero, Italia e Germania contro Vienna, i divieti ai tir nel centro del vertice dell'Unione Europea. Incidente o sfida, la beffa di Vicenza, Canal Grande Verde di Venezia, scusate, Canal Grande Verde, flu ancora ignote le cause del fenomeno. E il prefetto dice faremo più controlli. Andando al Corriere del Veneto, vince Possamai, questa è una notizia che è un po' dappertutto. Vicenza cambia colore, e vedete che proprio c'è una mega foto con i dati: 50,5% Possamai, Rucco 49,5%. Si parla ancora del congresso Lega compromesso sulle regole, e sotto la festa in piazza con i big del PD, squadra e amici. Viva Giacomo! Rucco mantiene l'aplomb, dice città divisa in due. In Mose il conto sale a 6,7 milioni per tutto quello che è successo. Insomma, si sta cercando di capire anche la Corte per rimuovere le commissioni, criticità superate. Si parla molto della Mose che comunque ha dei costi esorbitanti, e sotto ancora la macchia verde, l'ipotesi di una mano maldestra. Ancora si parla della faccenda del Canal Grande Verde. Padova Notizie Plus, la nostra, furbetti dei rifiuti beccati in 13 dalle telecamere, ZTL telecamere attive, ecco le novità, e poi altre notizie che comunque sono ridondanti anche giorno per giorno sulla nostra rassegna stampa.